Matteino, come andiamo? Oggi facciamo una bella chiacchierata tipo bar. Peppe, benissimo come sempre, iniziamo. Hai tutte le potenzialità per essere il futuro di questo campionato, della pallacanestro italiana, e sono contento che possiamo divertirci insieme in uno degli ultimi anni della mia carriera. Non ero più abituato ormai a sentirti dire queste cose del genere, ormai sparavamo soltanto delle cavolate. Però sono contentissimo di stare qua, come ovviamente già detto tu sei stato in questa lega per un sacco di tempo e puoi insegnare un sacco di cose. Insomma, sarai una parte molto importante della mia crescita. A parte lo stile, però quello con calma ci andrò perché insomma si prende con il tempo. Tra quello tanto l'intelligenza di gioco, tanto i passaggi, tanto le letture in attacco, ogni tanto quando prendi... Solo dire questo, non dire che sono segreti, tienili tu. Insomma, questo è l'intelligenza in generale di gioco. Innanzitutto subito le gambe, pronti via, ma poi c'è un talento incredibile, è sempre in controllo. Mi ruberei tante cose, l'età, ruberei tante cose, anche il ciuffo, guarda, mi piace anche il ciuffo, proviamo a replicarlo ma non ci riusciamo. Io ho avuto la fortuna di avere tantissimi, tra virgolette, playmaker forti da cui imparare. Posso citare, non so, da McIntyre nei mesi della Virtus, che lui era a fine carriera, ma anche che è più giovane di me paradossalmente, ma come giocava il pick and roll Tommaso Huertela Baskonia, o l'etica di lavoro di Bulleri nazionale e tanti altri con cui ho avuto la fortuna di giocare in tanti anni. Soprattutto nel nostro ruolo tra conoscenza del gioco, ritmi del gioco, dei tuoi compagni e talento, istinto fanno la differenza. Io assist, però sono cambiato durante gli anni perché nasco come realizzatore, quindi però negli ultimi 5-6 anni mi diverto quasi, ma proprio non un po' di più, proprio 10 volte in più. No, io sono stato abituato durante la mia infanzia al canestro. Però piano piano anche l'assist mi dà, perché vedere comunque il giocatore della tua squadra a cui hai fatto l'assist, vedere che si gasa, che comunque è una bella cosa, perché canestro magari è per una persona, l'assist ne unisce due se non di più, magari se lo fai anche uno. Sì. Bello. No, penso il primo pallone. Poi io quando ero piccolo ero abituato ad uscire con i miei genitori in centro e cercavo di palleggiare in mezzo alle gambe. C'erano queste persone anche grandi comunque a cui rompevo le palle, perché ovviamente ero in giro, sentivano sempre sto pallone che andava su e giù. I miei parlavano, facevano quello che volevano e io stavo lì a palleggiare. Così. Ecco, io voglio un figlio così, io do la palla e vi faccio le cose. No, io ricordo un canestro in camera che erano di quelli che in teoria dovevi tirar su per alzarli, ma non l'ho mai alzato, quindi l'ho tenuto alto così per 10 anni perché in casa non c'entrava troppo alto, quindi l'ho tenuto molto basso, però un canestro vero. Mi ricordo c'avevo 6-7 anni e mi ricordo che quando avevo 10 anni a Battipaglia per 2 anni c'è stata la 2, cosa improponibile, perché quasi impossibile, però mi ricordo quegli anni, i primi americani che venivano, che guardavamo tutti wow, e quindi mi ricordo qualche partita, mi ricordo un Juve Caserta Icoplastic Battipaglia a supplementari, avevo 9, 8, 9, 10 anni, qualcosa del genere. Quei frammenti di quelle partite lì, ecco, al Palazzaule di Battipaglia. No, la mia... allora, io ho iniziato a vedere le partite di mio papà insieme a mia mamma. Andavamo a Mesagne lì cos'era, Serie C forse. Sì, e poi ho iniziato quando ero un po' più grande a guardare le partite dell'Epicasa, che era Enel. E lì comunque ho iniziato ad appassionarmi sul serio. Essere andati oltre ogni più rosea aspettativa, aver fatto 120 presenze nazionali non me lo sarei neanche sognato nel più bello dei sogni che ho fatto da piccolo, quindi indossare quella maglia è qualcosa di speciale, percepisci davvero che in quel momento tutti tifano per te,
quindi tutta l'Italia, è una sensazione diversa, particolare, è una sensazione d'orgoglio, di coronamento di un sogno, quindi ogni volta che la indossi secondo me è molto bella, è molto pesante. Rappresenti un paese comunque, vuoi o non vuoi, in uno sport, ma rappresenti un paese, quindi per me è un motivo di orgoglio sicuramente. È stata bellissima, sono stati 10 anni bellissimi. Adesso dico a Matteo di goderseli tutti, perché poi alla fine sì, in quel momento te li godi, sei consapevole che è una cosa bella, ma penso che lo razionalizzi meglio anche dopo, quando è finita, come spesso capita. No, io non avendone fatte tantissime, però le poche che ho fatto sono state veramente bellissime. Cioè, sin da quando ero piccolo, quando mi chiamarono a fare il raduno dei 60 giocatori del Sud, quello lì, già da lì ero super emozionato. Poi vabbè, insomma, ho avuto la fortuna anche di andare categorie in under 16, in under 18, ora, ho fatto anche le prime esperienze con la nazionale maggiore. Però sì, in generale senti un amore nell'aria, senti, anche quando giochi senti tutta l'Italia Esatto. che ti supporta sulle spalle, quindi è proprio una bella sensazione. Tutto. Tutte le sensazioni che provi quando sei in campo, ma anche solo quando sei in spogliatoio, in allenamento, tutte le amicizie che fai durante tutti gli anni. Ne ho fatte a Madrid, insomma io ho amici già serbi, italiani, spagnoli, insomma quindi questo. Poi in generale tutte le sensazioni, sin dalla felicità di aver perso una partita, ma anche magari la tristezza di averla persa. È un generare emozioni continuo che è molto bello. Che è bello, sì. Ciao!